Un raid notturno, il secondo in pochi anni, dentro al cimitero di Zerman, ha lasciato i bagni, da poco ristrutturati, completamente inagibili. Fuoco, fiamme, tubi divelti, acqua lasciata scorrere, lumini lanciati ovunque a sfregio. Questo è quello che hanno trovato un paio di giorni fa dei cittadini che hanno varcato di buon mattino le porte del cimitero. Dopo la denuncia ai carabinieri, inevitabile porsi qualche domanda, dati anche i trascorsi del luogo. 10-12 anni fa si trovavano dei resti sia all'interno che all'esterno, si trovavano dei resti che sembravano delle messe nere, fatte da sette, che questo è andato avanti un bel periodo di tempo. Ma resti umani? No, 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 non resti umani, ma delle cose per terra che si presumeva fossero delle messe nere. Dopo è andato tutto calmo, 3-4 anni fa è successo che lo stesso sono entrati, hanno divelto tutti i sanitari, hanno fatto i loro bisogni prima e quei loro bisogni hanno fatto, come si può dire, un'opera d'arte nei muri, ecco, tanto per... Dopo la ristrutturazione da parte dell'amministrazione, le cose sembravano essere tornate a posto. È stata una sorpresa che per noi ormai è la normalità. Ci sono stati dei danni che si presume che siano danni da 8, 10, 12 mila euro, adesso vedremo, e quindi l'amministrazione si accollerà anche questa spesa, insomma, ecco. Quanto alle telecamere di sorveglianza, pare che in previsione dell'installazione di alcune nuove fotocellule, quelle vecchie siano state tolte. Quindi non c'è alcuna ripresa dell'episodio vandalico, anche se per quanto riguarda i responsabili, invece, un'idea c'è. Sì, ci sarebbe l'idea c'è, è anche ben precisa, però rimane un'idea ben precisa.